Anch'io ringrazio ovviamente per essere stato invitato qui dall'Ordine degli Psicologi. Devo però ricordare anche che qui nel Veneto c'è un importante gruppo di psicologi che lavora in questo ambito, tra i quali Daniela Zara, Monica Sani, Mauro Zerilli, Flora Dal Sasso e molti altri, che hanno fatto dei contributi molto importanti con i quali anche noi collaboriamo e ai quali abbiamo guardato che cosa fanno e con i quali siamo spesso in contatto. Forse posso dirvi questo: come sono finito a lavorare in questo ambito? Mi è stato proposto, mi è stato detto, servirebbe qualcuno che lavora in questo ambito, abbiamo pensato a te, tu sei ossessivo e preciso. Ecco, a me non sembra essere né ossessivo né il... E all'inizio non ero così tanto contento per questa proposta, perché il mio interesse sarebbe stato per la psicoterapia. Sono anche psicoterapeuta, la psicologia clinica e queste cose. In realtà adesso devo dire che ho avuto una fortuna da matti per poter lavorare in questo ambito. Qui si possono applicare gli ambiti di conoscenza della psicologia cognitiva, della psicologia sociale, neuropsicologia, psicopatologia, tantissimi ambiti. E ovviamente ci si deve interfacciare in questo ambito con altre professioni, i medici, ingegneri, legali anche e così via. E poi ho avuto la possibilità di conoscere mia moglie. Ecco. Dice ossessivo nel disordine. Ecco, io avevamo pensato di fare così. Questa mattina la professoressa Mappelli ha detto che ci si aspetta dai pazienti, si va a vedere se hanno insight relativamente alle loro patologie. Ecco. Chi lavora in questo ambito deve anche avere insight relativamente a quello che fa. Ecco, deve confrontarsi criticamente con l'attività che svolge. Questo non necessariamente sempre viene fatto. Noi abbiamo pensato di fare così. Brevemente toccherò la questione dei conducenti ad elevato rischio e che cosa significa per la sicurezza stradale. Le valutazioni vengono fatte per aumentare la sicurezza stradale, non per altri motivi. Toccherò poi la questione dei conducenti anziani, le caratteristiche che dovrebbero avere i test psicologici ma anche medici per le valutazioni dell'idoneità alla guida. Mostrerò qualche studio fatto sul Trail Making Test, Mini-Mental, il test dell'orologio e così via, nuovi sviluppi e un caso clinico, un caso che abbiamo visto. Ecco, quando noi parliamo di idoneità alla guida, in realtà dobbiamo considerare sempre il conducente che si muove in strada con un veicolo. Molto importanti sono le infrastrutture. Il compito di guida diventa più o meno complesso a seconda della strada su cui si viaggia. Anche il veicolo ha un ruolo determinante. Questi sono studi relativamente vecchi, ma con i nuovi veicoli con vari sistemi di assistenza alla guida, questi fanno sì che il compito di guida diventi molto più semplice e che anche le risorse cognitive possano essere minori. Quindi dobbiamo sempre pensare all'individuo che guida in strada. Quali sussiste la capacità di guidare in sicurezza su determinate infrastrutture con certi veicoli. Quindi dobbiamo considerare anche le caratteristiche delle infrastrutture. Dato che ci si occupa di sicurezza stradale, dobbiamo però dire che, anche se è importante togliere i conducenti a rischio dalla strada, la gran parte degli incidenti stradali viene fatta dai conducenti normali e con rischio medio-basso, semplicemente perché sono molto più numerosi. Quindi bisognerebbe intervenire anche in questo ambito, e questo è di nuovo un ambito in cui gli psicologi possono intervenire molto, sia con l'attività di prevenzione ma anche con collaborare nella progettazione delle infrastrutture, non ovviamente il cemento e così via, ma ad esempio in Svizzera c'è l'ufficio prevenzione infortuni. Gli psicologi e ingegneri hanno sviluppato le linee guida per la progettazione delle infrastrutture. Bisogna sapere, c'è un individuo che si utilizza quella infrastruttura. Ecco, deve esserci c'è un compito di guida che deve essere svolto e che può essere più o meno semplice a seconda dell'infrastruttura.
e anche così si possono ridurre gli incidenti stradali. Oppure immaginiamo la prevenzione fatta ai bambini in età pediatrica. Qui bisogna tener conto dello sviluppo cognitivo dei bambini. La stragrande parte di coloro che fanno educazione stradale in realtà queste cose non le sanno e non vengono neanche adottati programmi che tengono conto di queste conoscenze. E qui mi viene in mente quello che ha detto Ezra Hauer, un esperto di sicurezza stradale, un ingegnere canadese, ha detto che nell'ambito della sicurezza stradale le scelte vengono fatte a livello politico, ma non solo, sulla base di opinioni, credenze e folklore. Un atteggiamento simile in medicina non sarebbe mai ammissibile. Non sarebbe mai ammissibile che un medico introduca in un ospedale un determinato tipo di trattamento senza sapere se è efficace o meno, eccetera. Nell'ambito della sicurezza stradale il problema non ci se lo pone. Qui a livello politico, infrastruttura, eccetera, anche la legislazione. Ecco. Quindi già quasi 70 anni fa si riteneva che il problema del traffico fosse il conducente normale. Ecco, anche questi erano psicologi. Quindi è utile rivolgersi alle categorie a rischio, ma anche ai conducenti normali. Il problema è questo: se si interviene sul conducente normale, questo di regola non ha alcun vantaggio o un vantaggio minimo ed è molto difficile fargli accettare questi interventi e anche magari gli svantaggi. Noi pensiamo soltanto ai limiti di velocità. Per ritornare alle nostre valutazioni dell'idoneità alla guida, dobbiamo ovviamente pensare cosa significa il rischio. Vanno eliminate le persone con un rischio più o meno elevato. A parte il fatto che è il legislatore che dovrebbe dire qual è il livello di rischio socialmente accettabile. Le discipline empiriche questo non possono stabilirlo, ma il legislatore qui di regola non si esprime. Per poter accertare un rischio individuale, ovviamente questo dovrebbe esistere, poi dovrebbe essere possibile esprimerlo con parametro numerico misurabile e dovremmo avere un valore soglia per dividere i conducenti sicuri da quelli ritenuti non più sicuri. Però queste indicazioni poi di regola mancano. E se noi pensiamo anche a eliminare i conducenti ad alto rischio, vi faccio vedere solo questo esempio qui. Questo è un esempio fittizio. Immaginiamo di avere la popolazione dei conducenti costituita da 4 categorie, del tutto identiche, con stesse abitudini di guida, stessa esposizione al rischio, eccetera. Supponiamo che il rischio socialmente accettabile sia quello di un incidente stradale su 10.000. Poi c'è il secondo gruppo, il gruppo B, e questi hanno un rischio doppio, cioè significa un incidente su 5.000 conducenti. Poi il gruppo C, e lì avremo un rischio 4 volte superiore, che significherebbe che di quel gruppo di conducenti 4 hanno 4 su 10.000 o 1 su 2.500 hanno un incidente stradale. E il gruppo D con un rischio 8 volte superiore, che sarebbe dire 8 conducenti su 10.000 hanno l'incidente, e significa 1 su 2.250. Ma dato che gli incidenti stradali sono in parte causali, la persona deve essere al momento sbagliato, nel posto sbagliato, commettere la manovra sbagliata, eccetera, quindi è anche imprevedibile, non riusciamo a sapere chi di questi 1.250 persone avrà l'incidente stradale. E quindi per evitare un incidente stradale bisognerebbe togliere la patente di guida a 1.249 che non l'avrebbero commesso, più a quello che lo avrebbe commesso, però non sappiamo chi è. Quindi abbiamo anche problematiche di questo tipo quando si parla del rischio. Questo è solo per dire, è una problematica molto complessa, serve lo studio della letteratura scientifica per fare il meno errori possibile ed essere di vantaggio alla società. Noi si parlava del conducente anziano. Del problema del conducente anziano se ne sono accorti, era negli anni 60 negli Stati Uniti, ed era il periodo in cui c'era anche, erano alla ricerca del conducente predisposto agli incidenti stradali. Ecco, e si erano accorti, questa curva qui, che c'erano i conducenti neopatentati, giovani e neopatentati, con un elevato rischio di incidenti stradali, e poi la curva che ritornava a salire.
e si vedeva che tantissimi conducenti anziani, sopra i 75, 80, 85 anni, morivano negli incidenti stradali. Ecco, questa era la probabilità di morire. È servito un po' di tempo per capire che in realtà l'elevata presenza di conducenti anziani tra i morti era dovuto alla loro maggiore fragilità fisica, ma non è tutto, ma una parte era dovuto anche a questo. E se noi vediamo anche che cosa succede se un pedone viene investito, un pedone dell'età di 30 anni, un pedone di 70 anni, vediamo che ad una velocità di 23 miglia, che è un po' più di 30 all'ora, circa il 50% dei pedoni anziani è ferito in modo grave, però sono feriti in modo grave solo il 23% dei pedoni di età di 30 anni, quindi c'era questo fattore della fragilità fisica. Anche qui si vede per il rischio di morire la fragilità fisica, qui del pedone, ma lo stesso vale per il conducente di una macchina. Poi hanno visto che anche erano molto più a rischio i conducenti anziani che guidavano poco. Mia moglie non guida quasi mai la macchina, quindi dovrebbe essere tipo conducente neopatentato. E, ecco, stanotte dormo in macchina. Inizialmente si pensava che i conducenti anziani non percepissero i deficit che hanno, ma molti anziani si rendono conto che hanno certi deficit. Ma in realtà non tutti gli anziani se ne rendono conto e non se ne rendono conto in modo adeguato. Se noi andiamo a guardare dove gli anziani hanno il maggior numero di rischi di incidenti stradali è in prossimità degli incroci. Questi sono studi fatti molto bene, è relativamente vecchio, fatto negli Stati Uniti, in cui tenevano conto anche dell'esposizione al rischio, perché poteva essere per esempio che i conducenti giovani guidassero più su autostrade e gli anziani in città dove c'è il maggior numero di incidenti stradali. Ma tenendo conto di tutti questi fattori, si vedeva che relativamente al gruppo dei conducenti che va dai 40 ai 49 anni ritenuto più sicuro, gli anziani di 85 anni e più avevano un rischio di causare un incidente stradale 10 volte superiore. Quindi ci sono effettivamente, anche se in generale stanno attenti eccetera a tutte queste cose, in certe situazioni sono effettivamente molto più a rischio, e si vede qui anche, specialmente negli incroci, andando a vedere anche in quali situazioni avevano più incidenti stradali, anche qui il passare lo stop o non rispettare il semaforo, può succedere a tutti. Una volta eravamo due macchine, noi davanti, io ero con un altro collega della Germania, anche lui si occupa di sicurezza stradale, arriviamo a destinazione, ci fermiamo e gli altri dicono siete passati col rosso. Nessuno di noi due si era accorto che eravamo passati col rosso. E ovviamente l'anziano che dice ma io guido prudente eccetera, non necessariamente si rende conto che passa lo stop, passa col rosso eccetera. E il rischio che c'è per tutti magari di non fare delle infrazioni è molto più elevato per gli anziani, e lì ad esempio è 16 volte superiore rispetto alla fascia d'età più sicura. Quindi delle valutazioni dell'idoneità alla guida oltre una certa età effettivamente hanno un senso. Anche in Germania e in Austria, in cui non ci sono ancora i rinnovi periodici della patente di guida, stanno pensando che potrebbe essere utile oltre una certa fascia d'età. D'altra parte la Germania, che ha 80 milioni di abitanti, ha all'incirca lo stesso numero di morti, quasi identico all'Italia, quindi ci sono anche altri fattori che contribuiscono alla sicurezza stradale. Andando a vedere l'efficacia delle valutazioni dell'idoneità alla guida dei conducenti anziani, i ricercatori a volte si sono espressi anche in modo critico, e effettivamente le cose possono andare anche in modo non desiderato. Non ricordo più se era Finlandia o Norvegia, avevano introdotto dei criteri molto rigidi per il rinnovo della patente di guida e andava a 70 anni. Devono presentarsi con dei testimoni che documentano, che certificano che il conducente continua a guidare, eccetera. Molti non hanno più avuto la patente rinnovata, molti hanno rinunciato, e c'è chi è andato a guardare se è diminuito il numero di incidenti stradali causati dagli anziani.
il numero di incidenti stradali causati dagli anziani non era diminuito, ma era fortemente aumentato il numero di anziani investiti come pedoni o ciclisti, tolti dalla macchina sicura. Ecco, possono esserci anche questo. E questo avevano delle fasce d'età relativamente basse. Un conto è 80 anni o 85 anni, no? Comunque sono da tenere conto anche di questi aspetti. C'era poi chi diceva non andrebbero sottoposti a visita tutti gli anziani, ma solo quelli ad alto rischio, solo come si fa a sapere chi è ad alto rischio se non sottoponendoli a visita. Ecco. Quando noi procediamo alle valutazioni dell'idoneità alla guida, una delle nostre grosse preoccupazioni fin dall'inizio era il valore predittivo degli strumenti che utilizziamo. Avevamo gli anziani che dicevano ma cosa c'entra questo con la guida? Ecco. E lo stesso vale per la vista, tutto quello che viene fatto, tutto quello che fa la commissione patenti, che cosa c'entra con la guida? Lo sentiamo queste cose, no? E ricordo una signora anziana, era 88 anni, 89 anni, quando è venuto da noi, quando voleva uscire, voleva entrare nell'armadio, aveva sbagliato la porta, e comunque questo poi aveva detto anche, io sarei ancora... No, io potrei fare da istruttore a istruttore di guida a tantissime altre persone. Uscendo voleva entrare nell'armadio, era tutto. Ecco, quindi non sempre è così. Tra l'altro anche mia madre è stata investita sulle strisce pedonali da un conducente di 87 anni e mia madre stessa aveva anche lei 87 anni e le conseguenze sono state drammatiche per mia madre. E l'altro ha detto non ho visto il pedone, ha detto no, semplicemente non l'ha vista, era un incrocio, un attraversamento pedonale fatto molto male, complesso, macchine parcheggiate da una parte e dall'altra, 2 volte le strisce pedonali di seguito, non l'ha vista. E ovvio una figura esile che passa, magari vestita anche in grigio e così via, poco appariscente, anche se a bassa velocità le conseguenze sono state gravi. E adesso ha 93 anni comunque e continua a farci da mangiare la sera, si è ripresa. E ogni tanto ci sgrida anche se arriviamo in ritardo, dice anch'io sono un essere umano. Ecco, quindi il problema era quello dell'individuare, dell'avere strumenti di cui si sa la precisione o l'imprecisione. Ecco, quello che dovrebbero avere qualsiasi strumento, sia di tipo medico che psicologico, conosce le caratteristiche astratte del test, sensibilità e specificità, ma specialmente il valore predittivo positivo e il valore predittivo negativo, che cambia a seconda della prevalenza, ad esempio, dei non idonei all'interno del gruppo che viene esaminato. Se è una caratteristica relativamente rara che viene cercata, ecco, il rischio di falsi positivi, falsi negativi può aumentare. Quindi bisogna avere informazioni su questi aspetti qui. Poi sarebbe molto importante, piuttosto che conoscere solo la correlazione tra un certo test e il comportamento di guida, sapere avere vari cut point ed avere i dati su sensibilità e specificità e valore predittivo positivo e negativo relativamente ai vari cut point. È quello che ci interessa, sapere una persona che ottiene un certo punteggio o una certa prestazione, quale è per quella prestazione la correlazione con il comportamento di guida, che può essere il comportamento di guida, gli incidenti stradali, può essere una prova al simulatore, è lo stesso che cosa. Ecco, dovremmo avere questi dati. E poi dovremmo avere però anche l'intervallo di confidenza della sensibilità e specificità e del valore predittivo positivo e negativo, per conoscere il margine di sicurezza, il margine di errore. Ecco, i test poi sono tutti validati rispetto a un criterio esterno e il criterio esterno è il gold standard, lo standard di riferimento, ma quanto d'oro è effettivamente questo standard di riferimento? Se noi ad esempio prendiamo come criterio esterno una prova di guida, le prove di guida possono essere svolte in tantissimi modi diversi. Quindi a seconda della prova di guida che viene fatta, la persona passa o non passa. Ad esempio una persona con una demenza iniziale può tranquillamente passare una prova di guida, se non è fatta in modo tale da essere sensibile
proprio a quelle situazioni in cui lui è a rischio, e qui diventa estremamente difficile. Poi dovrebbe essere in condizioni di traffico reale, non su un centro di guida sicuro, un traffico reale, ma come si fa ad andare con una persona con una demenza iniziale in condizioni di traffico reale? Diventa difficile questo. Poi anche dipende molto dal caso, l'esito di una prova di guida. Le circostanze del traffico possono essere diverse. Ricordo anch'io una volta sono fortemente miope, senza occhiali non vedo quasi niente. Mi manca meno 4,5, meno 5, una cosa del genere. E per la guida non sarei idoneo, ed era una strada che conoscevo bene in montagna, a nord di Bolzano, una statale. C'era il bel tempo e ho pensato, vedo se non veniva nessuno, ho pensato faccio 20-30 metri senza occhiali. E andava bene. Vedevo la striscia bianca enorme in mezzo, come il miope, si sfoca tutto, e anche alla destra, al margine, e ho pensato di continuare. E ho continuato fino a Bolzano, 20 km, e non è successo niente. E a me sembrava che non ci fosse alcun problema. In galleria lì diventava più problematico. Arrivato in città ho pensato lì mi metto subito gli occhiali, ma in città era ancora più semplice, perché il rosso del semaforo diventava enorme e tutte le cose irrilevanti sparivano. Ecco, se questo fosse stato preso come una prova di guida per verificare, validare la questione dell'acuità visiva, probabilmente avrei sostenuto la prova di guida, però in realtà semplicemente non sono stato finito in una situazione critica, in cui veniva fuori che dei problemi avrebbero potuto esserci. Quindi prova di guida dovrebbe essere realizzata in modo tale da sottoporre ad esame proprio i compiti di guida che un conducente è in grado di essere svolto in modo accurato nella gran parte delle situazioni. Però con la prova di guida non si possono verificare per esempio gli eventi critici. Il bambino che attraversa di colpo la strada, non si può mettere una persona a correre attraverso la strada. Si può pensare al simulatore di guida, ma anche lì abbiamo di nuovo problemi. Gli anziani hanno il problema del mal del simulatore. Alcuni possono averlo. Si è visto che mettendo un ventilatore davanti a loro questo malessere sparisce, ma anche lì c'è il problema quanto deve durare questa prova di guida. Poi gli incidenti stradali, ma gli incidenti stradali possono avere cause diverse. Uno può avere un colpo di sonno che con le sue funzioni cognitive non c'entrano niente. Tantissime cose possono esserci. L'importante è per noi sapere il margine d'errore degli strumenti che noi utilizziamo, che cosa effettivamente riusciamo a dire, e eventualmente ricorrere anche ad altri strumenti. All'estero ricorrono alla prova di guida, per certi aspetti poteva essere possibile anche ricorrere ad una prova di guida o anche ai simulatori di guida che diventano sempre più economici. Ecco, qui hanno guardato per il Mini Mental Trail Making Test A, lo Useful Field of View Test usato negli Stati Uniti, proprio quei dati di cui avevo parlato prima. Non so se qui si riesce a leggere, ma l'importante è sapere che alcuni studi di questo tipo ci sono, che a seconda del cut point ci indicano la sensibilità e la specificità relativamente a riuscire a passare una prova di guida. Ecco, anche con certi valori sappiamo che la persona sicuramente non avrebbe passato la prova di guida. Poi ci sono i valori intermedi in cui può averla passata o non averla passata, abbiamo sia falsi positivi che negativi, e poi abbiamo dei valori che ci indicano la persona con altissima probabilità passa la prova di guida. Quindi dati di questi tipi, studi di questo tipo ce ne sono rari ma ci sono, quindi è utile orientarsi anche a strumenti di questo tipo. Qui l'hanno fatto per il Trail Making Test A e B. Questa è una curva, si chiama ROC, l'ho capita solo ieri sera come funziona. È da un paio d'anni che cercavo di capire come funziona, in realtà è molto semplice. Qui si vede come al variare della sensibilità e della specificità varia un valore o l'altro. Quindi qui si può individuare eventualmente quel cut point con la specificità e la sensibilità più elevata. Oppure si può andare a dire
utilizzo quello strumento per essere sicuro che la persona non sia idonea o idonea a seconda delle mie esigenze. Però l'importante è avere diversi cut point con indicati questi parametri. Qui ce l'abbiamo per il trail making test A e B, con l'indicazione del tempo che è necessario. Ad esempio sotto un trail making test A, sotto i 39 secondi, lì abbiamo indicazioni su sensibilità, specificità, valore predittivo positivo, valore predittivo negativo. Quindi abbiamo indicazioni che possono esserci utili proprio relativamente alla sicurezza stradale. Questi sono strumenti facilmente accessibili, no? Ecco, anche per il test dell'orologio, e qui indicano anche l'intervallo di fiducia, perché ci sono più studi che sono stati fatti, quindi la sensibilità e la specificità sono sempre gli stessi, ma ci sono delle variazioni. Quindi di nuovo ci dà l'indicazione del margine d'errore relativamente alla sensibilità e alla specificità. Quindi per noi è importante fare riferimento a studi di questo tipo. Questo è lo strumento che utilizziamo noi. E qui c'è per esempio la percezione visiva periferica, e questo è il campo di sguardo utile, non è il campo visivo ma è il campo di sguardo utile. E qui il tempo di reazione medio agli stimoli periferici correla moltissimi con certi tipi di incidenti stradali, ma solo con quelli, con altri no. Ed è importante che noi si abbiano queste informazioni. Questa è la batteria di test che utilizziamo noi, e il gruppo di lavoro di neuropsicologia qui del Veneto ha anche confrontato sia i test neuropsicologici che questi, indicando in modo tale che sia possibile utilizzare sia gli uni che gli altri. Ecco. Queste erano validazioni, anche qui ci indicano a seconda del punteggio con che probabilità si riusciva a individuare le persone che passavano la prova di guida, e togliendo un certo numero di casi che andavano più approfonditi maggiormente, si riusciva a prevedere l'esito di una prova di guida standardizzata e molto molto difficile da realizzare, con una probabilità superiore al 90%. Quindi riusciamo ad avere delle indicazioni anche relativamente al comportamento in strada. Tutta la questione dell'idoneità alla guida viene però resa più complessa anche da questa. Ci sono tutti i vari sistemi di assistenza alla guida, pensiamo agli anziani. Questi sono la frenata autonoma, autonoma, perché è la macchina che decide autonomamente di frenare. In ambito urbano, prima dà un segnale, poi un altro segnale, e se il conducente non reagisce la macchina ferma in modo autonomo. Ecco, queste sono cose che potrebbero essere di aiuto proprio ai conducenti anziani. Il problema è che gli conducenti anziani guidano su macchine vecchie, piccole, e proprio quelle più insicure, proprio tipo quella che usiamo anche noi. Anche qui una gran parte degli incidenti stradali, anche degli anziani, è in fase di manovra, di nuovo la macchina che entra da sola, e riuscirebbe ad evitare anche questo tipo di problemi, di nuovo specialmente per gli anziani, ma in realtà è per tutti. Poi il riconoscimento anche di persone e animali nel buio, quindi proprio per l'anziano che ha difficoltà con la percezione al buio, di nuovo sono tutti sistemi di assistenza che possono aiutare, oppure anche quando si cambia carreggiata, cambia corsia in autostrada, eccetera. Anche tutti questi sistemi ci sono, e anche questi dovrebbero essere però considerati, o dovranno essere considerati in futuro nelle valutazioni psicologiche dell'idoneità alla guida, perché il compito di guida qui, perlomeno in certe situazioni, diventa più semplice. Ecco, qui per noi era importante far vedere possiamo fare molte cose in questo ambito, molto importante che noi si guardi bene gli aspetti legati alla validazione degli strumenti che utilizziamo. Cose ci sono, possiamo pensare anche a varie alternative, c'è l'idoneità limitata, come ha detto lei prima, ma ci sono anche dei training specifici per gli anziani, non quelli con un decadimento grave, ma con il conducente di 80 anni, che così sicuro non è più alla guida. E questo l'hanno studiato, era in Germania, all'Università di
Colonia era, non era di nuovo su un centro di guida sicura, ma andavano con il conducente anziano dove lui era abituato a guidare e guardavano gli errori che commettevano. E con un training proprio individualizzato di un 14, 15, 16 ore, effettivamente dopo, anche da un anno di distanza, la modificazione del comportamento di guida rimaneva. Quindi può essere aumentata la sicurezza dei conducenti anziani. Il problema è che poi gli anziani questi interventi poi queste cose non fanno, non hanno poi purtroppo questo interesse, però queste possibilità anche ci sarebbero. Quindi anche su questo versante si può intervenire. Si può intervenire anche su un altro versante, a livello di progettazione delle infrastrutture, rendendole fin dall'inizio più semplici, quindi a misura anche di conducenti anziani. Questo ritornerebbe a vantaggio per tutti i conducenti, solo questa è una cosa che va fatta nel lungo termine. Questo era l'esempio che volevamo portare. Era una signora molto simpatica quando è venuta, molto gentile, molto sorridente, si muoveva bene abbastanza in fretta, c'era qualche cosa e lei non capisce perché deve andare in commissione patenti, ma va tutto bene e fa sì per un incidente, ma come mai è stata segnalata dai carabinieri? Sì perché io canto ancora come un usignolo e poi dove abita in un paesino, lei viene dalla città, quindi non è mai stata accettata, per cui c'è molta invidia nei suoi confronti. Altrimenti lei guida in modo sicuro, è anche la presidente di un'associazione e così via, aveva 87 anni. Ecco, e c'era un incidente, ma c'era stata anche la comunicazione della motorizzazione che lei aveva fatto più incidenti stradali. E lei ha detto, ma io di questo non ne so assolutamente niente. Poi ha detto sì, ma c'è un altro incidente stradale, in una curva c'era una buca, non è colpa sua, ha detto colpa mia se c'è una buca, mi viene contro una macchina per non scontrarci, io sono stata così brava da evitarla, sono andata a destra, lì c'era la buca ed è scivolata nel fossato, sono dovuti venire i pompieri, anche il medico, tirarla su, si è rotto una costola e così via, quindi eravamo già a 2 incidenti e dato che sulla lettera della motorizzazione c'è scritto più incidenti stradali, abbiamo telefonato ai carabinieri che ci hanno mandato l'estratto delle assicurazioni. Ecco. E aveva fatto, qui risultavano solo 2 incidenti stradali, quelli dove c'era di mezzo l'assicurazione, ma ne aveva fatti in realtà altri 2. E un altro incidente era uscito dal cortile di casa ed ha tirato dritto. Sbattendo contro il muro dall'altra parte, è ritornata indietro e poi ha strisciato tutto l'edificio. Ecco, quindi eravamo già a 3. Poi, cioè 2 che non risultavano qui, più altri 2 dove risultavano coinvolta l'assicurazione. Qui nel 2015 erano 4 in tutto. Poi c'erano nel 2014 uno nel 2013, uno nel 2012. E poi tutti quelli di cui non ne sappiamo niente chi ha commesso, quindi è una che faceva molti incidenti stradali e diceva io ho una sorella malata, poi devo curarmi dei gatti che rimangono feriti, mi si chiama e così. Faceva anche tanta tenerezza. E abbiamo fatto i test, anche colloquio così con lei, lì sembrava del tutto acritica, ma anch'io se andassi a rinnovare la patente di guida direi che non ho alcun problema, guido bene, non c'è mai nessuno che si lamenta. Lei ogni tanto dice, anche tu dovresti fare la visita in commissione patenti, mia moglie. Ecco, e abbiamo visto che non aspettava quando le si davano le istruzioni, quindi era molto impulsiva. Ecco, sembrava molto questo fortemente dell'impulsività e questo effettivamente poi veniva fuori anche dai risultati testistici. Noi quando facciamo... stavo esattamente nei tempi, grazie per una portata. Ecco, in casi del genere, noi o con gli anziani, noi stiamo sempre molto attenti quando facciamo i test alla comprensione delle istruzioni. Stiamo attenti se vedono bene. Non facciamo l'esame della vista, ma facciamo vedere qualcosa di piccolo. Prima dicono vedo bene e poi non vedono bene, allora tirano fuori gli occhiali.
per il sentire vediamo se hanno gli apparecchi, mi sente bene? Sì, 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 e poi ci accorgiamo che in realtà non sente bene, quindi di nuovo le istruzioni, oppure non vedono i colori, il rosso, il verde, tutte queste cose, stiamo molto attenti. Poi anche potrebbe esserci problema, come si chiama quando hanno? Artrosi per esempio, sono tante cose che vanno considerate, ma la fase delle istruzioni, proprio andare a vedere, hanno effettivamente capito quello che succede, non perché sono anziani, lo vediamo anche meno frequentemente, ma anche con i giovani, però bisogna stare molto attenti. Usare un linguaggio appropriato, ad esempio suono alto, suono basso non funziona. Abbiamo il trombone e l'altro è il fischietto, così sanno uno è il suono alto, l'altro è il suono basso. Hanno problemi col premere i piedi, tutte queste cose qui. Ecco, quindi stiamo molto molto attenti anche all'altezza con cui sono seduti, se hanno capito bene le istruzioni, eventualmente ripetiamo anche i test dove non c'è l'effetto apprendimento, ad esempio con quella prova dove si misura il campo di sguardo utile, non c'è alcun effetto apprendimento, ecco, e anche dopo 1 anno o 2 anni, quando li vediamo più volte, il valore cambia di 1 o 2 gradi, pochissimo. Quindi l'effetto apprendimento non c'è in queste prove, quindi li ripetiamo. Abbiamo visto più volte che le persone davano l'impressione di aver capito, ma ogni tanto qualcuno tirava fuori il fazzoletto, si soffiava al naso, o cose di questo tipo, e interrompeva il test, e se non si stava attenti non ci si rendeva conto di queste cose. Quindi molta attenzione ai test. Questa signora l'abbiamo fatta venire una seconda volta, le abbiamo detto che secondo noi non sarebbe andato, ma che le proponiamo di venire una seconda volta, nei vari test infatti non sono andati, è venuta anche una seconda volta, anche per rendere per lei più accettabile l'idea che è stato fatto tutto il possibile. Poi le è stato detto che noi avremmo scritto questa relazione per la Commissione Patenti e che poteva essere che la Commissione Patenti prendesse sul serio quello che facevamo. No? Ecco. Ma diciamo sempre la Commissione non deve fare quello, decide in modo autonomo. Ecco, sempre per quanto riguarda la Commissione, noi abbiamo visto che il lavoro proprio porta a porta con i medici è molto importante. Sapere, da noi ci sono deficit ma potrebbe essere sufficiente, ma se anche in ambito medico è tutto al limite, potrebbe far propendere o per una non idoneità alla guida oppure per una idoneità alla guida limitata, ma solo parlando ecco, si riesca. Oppure potrebbe essere che una persona quando viene da noi effettivamente ha una qualche condizione medica, per quel motivo ai nostri test non passa, ma se si fa trattare dopo ecco, cataratta o che ne so io che cosa potrebbe essere. Ecco, abbiamo più di queste situazioni, per cui la persona la rivediamo dopo 6 mesi, dopo che ha fatto un determinato intervento, oppure altra cosa che succede, dato che il marito prende il Tavor per dormire e la moglie il giorno dopo viene da noi a fare la visita, ha preso anche lei il Tavor per essere tranquilla il giorno dopo. Quindi ovviamente è rallentata. Ecco, anche queste cose qui poi vanno considerate. Ecco, noi avremo finito. Ecco.